Eccoci qui cari telespettatori, come sempre lo dedichiamo il mercoledì a parlare con le associazioni di consumatori. Questa volta sono riunite tutte e due perché la terza è presente spiritualmente ma comunque si rifarà, e quindi ben arrivato per quanto riguarda Adiconsum Davide Cecchinato, presidente regionale, grazie di essere qui con noi. Sergio Taurino, presidente ADOC del Veneto, grazie anche a lei. Buongiorno. Salutiamo con noi non fisicamente per motivi di salute Federconsumatori Veneto la presidente Giovanna Capuzzo, ringraziamo anche lei, comunque recupererà in qualche modo con la sua presenza, troveremo il modo. E questa un po' è la puntata che diciamo è conclusiva di una serie di appuntamenti che le associazioni di consumatori, queste tre associazioni di consumatori, hanno deciso di organizzare, dedicare in collaborazione poi con le Camere di Commercio della Regione del Veneto e un progetto comunque di carattere ministeriale, se non erro, correggetemi, all'informazione e alla sensibilizzazione su alcune tematiche di tutti quanti voi cittadini. Sono tematiche estremamente importanti, le abbiamo cercato di sviluppare, spiegare il più possibile, e poi voi avete naturalmente lo strumento in mano che sono le associazioni presenti sul territorio, dove dovete andare, rivolgervi, chiedere informazioni e sollecitare, perché naturalmente più sono gli iscritti in capo alle varie associazioni di consumatori, più è la forza che possono avere a livello interlocutorio con le autorità, con le istituzioni, quando si parla soprattutto di certi problemi. E detto questo, io passo subito la parola, io direi di incominciare con il presidente Davide Cecchinato, presidente Adiconsum Veneto. Allora, un tema molto importante che vi è stato particolarmente a cuore, che in realtà è piaciuto anche ai nostri telespettatori, è stato il bilancio familiare, cioè purtroppo le modalità che sono entrate nel nostro non abitudine di risparmio, di attenzione a quello che si fa, che non si fa. Mi è piaciuto molto perché c'è stata una mail da parte di una telespettatrice che ci ha ringraziato, quindi vi ha ringraziato di questa puntata che abbiamo fatto anche poco tempo fa, perché abbiamo perso l'abitudine di stare attenti alle spese che si fanno anche nelle piccole cose, le abitudini, e poi tirata una riga la cifra diventa anche particolarmente alta. Invece lei dice, quando io ero giovane negli anni 70 i nostri genitori lo facevano abitualmente, per cui bisogna effettivamente ripetere finché la cosa non viene interiorizzata da chi è nato in un periodo diverso, molto meglio di quello che stiamo vivendo adesso, vero Presidente? Infatti quello dell'educazione finanziaria è uno degli argomenti principe dei progetti che citava giustamente prima lei, quelli ministeriali ma operati tramite la Regione del Veneto insieme all'energia e al progetto Sportelli per dare informazione ai consumatori. E l'educazione finanziaria oggigiorno è basilare, soprattutto perché come sappiamo l'aumento dei costi delle materie prime, l'aumento del costo della vita, quindi l'inflazione, con tutti gli aumenti legati naturalmente anche all'energia elettrica e del gas, mette sotto stress il bilancio familiare delle persone. Quindi è opportuno segnare ogni spesa, ogni entrata e naturalmente ogni uscita, in modo tale da avere una fotografia puntuale, settimanale se non giornaliera, di quelle che sono appunto le entrate, che purtroppo sono molto poche, e soprattutto di quelle che sono le uscite. Riuscire a monitorare questa situazione è basilare per evitare il default o comunque situazioni di sofferenza, di crisi, che in questo periodo debbono essere come dire, allontanate il più possibile. Teniamo conto poi che nella vita, si sa, ci sono anche degli imprevisti, e quindi avere la possibilità di risparmiare mensilmente qualcosa per far fronte a situazioni di eccezionale natura, come può essere la rottura dell'autovettura con la quale si va al lavoro, oppure anche delle spese mediche, è importante. Una multa, perché per esempio c'è chi va in crisi perché gli arriva una multa imprevista e sballa il bilancio familiare, no? Più di uno purtroppo, e quindi noi abbiamo voluto realizzare un decalogo all'interno del progetto regionale che sappia dare quelle piccole informazioni, quelle pillole
al consumatore per monitorare le spese, risparmiare e soprattutto gestire al meglio quelle che sono le proprie sostanze e i propri fondi. Quali sono gli errori più frequenti? Poi andiamo ad analizzarlo nel concreto, perché è sempre interessante, poi ci chiedono appunto di ripeterlo. Quali sono gli errori che lei riscontra più frequenti? Poi la stessa domanda la girerò per quanto sarà di sua competenza al Presidente Taurino, che ha anche lui un target bello tosto. Innanzitutto il rischio più grande è quello del sovraindebitamento, purtroppo. Cioè avere tanti prestiti aperti, finanziamenti aperti. Esatto, quello di fare un po' il passo più lungo della gamba e quindi di indebitarsi parecchio, magari anche per cose futili e non essere più in grado di sostenere la rata. Teniamo conto che oggigiorno si può ricorrere al credito molto facilmente, soprattutto se si tratta di importi piuttosto piccoli, e questo non aiuta da un certo punto di vista, perché sembra così facile ottenere del denaro, però non si capisce che dietro l'ottenimento di quella risorsa, di quel prestito, ci sono degli adempimenti, degli obblighi, e degli obblighi che sono anche costosi, perché oggi nessuno dà nulla per niente, quindi ci sono le spese, ci sono gli interessi e c'è quant'altro è necessario per sorreggere questo settore del credito. E quindi io consumatore che accendo più crediti, più finanziamenti, poi posso trovarmi in difficoltà. Quindi la cosa primaria è quella di ricorrere al credito solo quando è strettamente necessario e per finalità importanti, come possono essere i motivi di salute oppure i motivi di sostegno per le riparazioni dell'autovettura, se devo recarmi con quest'ultima al lavoro, tutte quelle necessità insomma che sono imprescindibili per garantirsi un reddito. E poi, se proprio non riesco a far fronte a tutte quante le rate che ho contratto, ci sono anche degli strumenti, ma sono strumenti che intervengono per risolvere situazioni ormai già conclamate, alle quali sarebbe opportuno non arrivare. Ci sono i fondi antiusura che possono intervenire dando un aiuto, intendiamoci non gratuito, ma la possibilità di rivisitare tutta la propria esposizione debitoria con i vari creditori e accendere un piano di rientro con un istituto di credito che in collaborazione col fondo antiusura presta denaro ad un tasso di interesse inferiore rispetto a quello di mercato. Però si tratta sempre di un piano di rientro oneroso, anche se meno oneroso rispetto a quello che si trova in commercio, però che comunque ha un suo costo, quindi bisogna stare molto attenti. C'è anche tutta la legislazione relativa al cosiddetto fallimento del consumatore, però anche qui si tratta di ipotesi limite alle quali sarebbe opportuno non arrivare. Noi col nostro progetto che le associazioni di consumatori hanno messo in campo grazie alle regioni del Veneto abbiamo voluto e continuiamo a voler instillare delle pillole di educazione finanziaria, perché mai come adesso è necessario sapere quali sono i propri diritti, tenere sotto controllo le proprie spese ed evitare situazioni di sovraindebitamento in un contesto economico di difficoltà. Assolutamente. A questo riguardo, appunto, dicevo, anche voi avete delle problematiche sempre relativamente a questo aspetto, Presidente, dei casi? I casi chiaramente sono quelli che appunto il collega Davide enunciava, quelli del sovraindebitamento che sono quelli più ricorrenti. Perché? Proprio perché c'è un atteggiamento, da una parte di troppo rilassamento nell'accedere al credito e dall'altra parte chiaramente di offerte che possono veramente invogliare, come al solito, il consumatore finale ad effettuare delle spese che io chiamo superflue e che Davide giustamente ha chiamato superflue. L'ultima volta che sono venuto abbiamo parlato delle forme di pagamento. Non so se si ricorda il pubblico, sì. Quando parlavo delle carte di credito, carte di debito, eccetera. E dissi tra le altre cose che il credito può essere o finalizzato a un acquisto oppure può essere un credito che una concessionaria mi concede
per l'acquisto di beni voluttuosi, diciamo così, ecco, o anche un viaggio, una che non vacanza. sono codificati. È chiaro che se io compro un frigorifero sto facendo un'azione anche virtuosa, la chiamerei io, se ho un frigorifero di 15 anni vecchio, perché associo il risparmio energetico anche al discorso, diciamo, del credito finalizzato, cioè sto comprando qualcosa che mi aiuti nel budget familiare a far calare anche la bolletta dell'energia. Questo è uno. L'altra cosa che avevo detto è che questa preponderanza dell'offerta dell'accesso al credito molto facilitata avviene perché le grandi catene ormai, no, danno per scontato che qualsiasi acquisto si faccia, abbiamo, non so, adesso io parlavano del 66-67% di persone che accedono al credito per piccoli acquisti, sto parlando non so, dell'aspirapolvere, sai, quello ultimo moderno che costa un sacco di soldi, allora me lo faccio a rate, piuttosto che non qualsiasi altro elettrodomestico. Non si rende neanche conto, perché dice ne ho bisogno. Per non parlare chiaramente, come parlo sempre alla telefonia, perché io ogni volta che vengo in trasmissione qualcuno mi dice ma parli sempre della stessa cosa. Io dico sempre che bisogna essere anche accorti, come ha detto il collega Davide, essere accorti, anche previdenti. Il bilancio familiare è sicuramente il must che perseguiremo, anche spero l'anno prossimo, se il Ministero, la Regione ci daranno l'opportunità di poter sviluppare anche gli alert, non solamente i consigli ma anche gli alert nei confronti degli atteggiamenti troppo che ci favoriscono troppo ad acquisti che magari ci potrebbero poi destabilizzare a livello di budget finanziario. Ecco, cominciamo anche, e come dico sempre ogni volta che vengo qua, il consumatore deve essere protagonista del suo destino. Protagonista significa fare scelte consapevoli. Esatto. Punto. Ho finito qua, perché se no mi dilungo arriveremo poi dopo su altri argomenti che sono quelli cogenti dell'energia e quant'altro, perché adesso parliamo dell'educazione. Esatto, adesso. io vorrei iniziare col decalogo, però a questo punto per andare di fila col decalogo del consumatore, Eccolo. del bilancio familiare, ecco, andiamo prima in pubblicità, esatto, così facciamo la pubblicità, poi torniamo e li facciamo tutto di seguito.